Concludiamo oggi questo bellissimo progetto dell'identità siciliana che giunge alla terza edizione, è un progetto che il Val d'Agragas ha ideato con la collaborazione di tutte le scuole superiori della provincia di Agrigento, coordinate dal provveditorato, dal dottore Zabbo e dalla dottoressa Ierna, e ha un obiettivo preciso, quello di conservare, tutelare la cultura popolare siciliana, in particolar modo la lingua siciliana. Progetti nei quali i ragazzi di tutte le scuole sono stati coinvolti ad inizio di anno su un tema individuato. Il tema era gli spagnoli in terra di Sicilia, in una cornice splendida come quella della chiesa di San Lorenzo, e l'obiettivo è quello di diffondere tra i giovani, quindi tra i giovani studenti, la cultura popolare siciliana che il Val d'Agragas da tantissimi anni rappresenta, non solo in Sicilia ma anche all'estero. Questo progetto è nato 3 anni fa, proprio dalla sinergia che è stata realizzata, che viene ancora avanti, tra il gruppo Val d'Agras di Lello Casesa, diretto da Lello Casesa, e l'ufficio quinto ambito territoriale per la provincia di Agrigento. È stato anche istituito un gruppo sulla tutela delle tradizioni popolari ed è proprio questo gruppo che si occupa, che programma le varie attività che sono state realizzate come quella di quest'anno nelle varie istituzioni scolastiche. Sono state coinvolte le scuole secondarie di secondo grado del comune di Agrigento e ognuno proprio ha avuto la possibilità di prestare attenzione al tema scelto in ogni anno nella modalità che riteneva più opportuna. Oggi è la mattinata proprio conclusiva di questo percorso, per cui stamattina i ragazzi assieme ai professori, vedo che c'è anche qualche genitore, hanno la possibilità di vedere quello che è stato realizzato in ogni istituzione scolastica e quindi dà la possibilità e l'opportunità anche di questo scambio di esperienze e di realizzazione di iniziative. Io credo che è fondamentale tutelare queste tradizioni popolari siciliane della nostra città, in un momento dove si va avanti, si corre troppo, dove i valori sembrano essere altri, e invece ritornare al passato, ritornare a quanto di bello c'è nella nostra Sicilia, nella nostra città, credo che sia fondamentale. Io sosterrò assieme al provveditore e assieme all'Ella Casesa la possibilità di realizzare anche una quarta edizione di questo progetto.